Bene, grazie. Siamo allo speciale, come sapete lunedì e mercoledì c'è lo speciale, la coda lunga del telegiornale, chiamatela come volete, per approfondire i temi legati all'emergenza del coronavirus. Arcangelo è con me, collegato. Arcangelo, oggi abbiamo con noi, e lo ringrazio, il professor Bagetta, un farmacologo, docente all'Università della Calabria. Con lui, Arcangelo, possiamo parlare dei farmaci che sono utilizzati in queste ultime ore negli ospedali calabresi. Prego, vuoi partire tu con la domanda al professor Bagetta? Sì, professore, abbiamo avuto per fortuna delle guarigioni, l'ultima proprio in ordine temporale è quella di questo 25enne militare di Santo Stefano di Roglione, che è un comune zona rossa, che ha lasciato il reparto di malattie infettive dell'Annunziata di Cosenza. Ieri l'aveva lasciato questo stesso reparto una donna 39enne di San Lucido, pure lei colpita dal coronavirus, tra l'altro con un destino diverso da quello del suocero, che invece è morto per il coronavirus del reparto di rianimazione sempre dell'ospedale di Cosenza. Da Reggio arrivano buone notizie perché l'utilizzo del farmaco della Roche contro l'infiammazione polmonare ha avuto buono esito su un paziente che era in rianimazione, che ieri ha lasciato il reparto di terapia intensiva per tornare sotto osservazione, ma insomma quasi guarito. Abbiamo notizie anche di altri buoni progressi fatti da un paziente di Roggiano Gravina colpito dal coronavirus 2 settimane fa e che sembrerebbe adesso in buone condizioni. Insomma, se il tampone dovesse dare il secondo tampone esito negativo, potrebbe anch'egli lasciare il reparto dell'Annunziata di Cosenza di malattie infettive. Questi farmaci, questo farmaco della Roche può avere secondo lei l'impatto che si dice, o almeno in via sperimentale sembrerebbe di sì? Ancora, questi medicinali un tempo usati contro la malaria possono avere effetti positivi sui pazienti? Queste sono le domande che le faccio subito. Giriamo al professor Bagetta. Buongiorno, io penso che la domanda sia molto complessa perché dalla prospettiva, mi sentite? Sì, sì, benissimo. Perfettamente, perfettamente. Dalla prospettiva del singolo individuo, il risultato positivo sicuramente è un fatto molto importante. La coincidenza con la somministrazione del farmaco è un altro fatto estremamente importante. La valutazione dell'estensione del trattamento a tutta la popolazione trattata in quelle stesse condizioni invece è una valutazione che spetta alla valutazione dei risultati complessivi. Quindi io direi che allo stato attuale noi abbiamo dei presupposti perché questi farmaci possano agire e i risultati di cui lei parlava probabilmente tendono a indicare una prospettiva positiva. Ovviamente dal punto di vista della tecnica della farmacologia clinica e quindi della sperimentazione clinica, io direi che bisogna poi avere la valutazione complessiva dello studio e questo non richiede molto tempo perché anche lo studio del tocilizumab è uno studio che ormai è registrato e quindi ci sono vari siti in Italia che arruolano i pazienti e quindi avremo dei risultati a breve complessivamente parlando. Ma io le do un'altra notizia, perché c'è una complessità nell'uso di questi farmaci. Qui stiamo parlando di anticorpi monoclonali. Il tocilizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato. Se lei va sul sito dell'FDA, del clinicaltrial.gov, dove vengono registrati tutti gli studi clinici, lei trova già un altro studio, già condotto in Italia, sul sarilumab, che è un anticorpo monoclonale sempre autorizzato per l'artrite reumatoide, ma questa volta è interamente umano, il che significa che se la risposta negli studi che si stanno conducendo sarà una risposta positiva, l'utilizzo di questo nuovo prodotto sarà ancora più sicuro in termini di durata di effetto e quindi di efficacia, perché è un anticorpo monoclonale interamente umano. Per quanto riguarda invece l'idrossiclorochina in associazione con l'azitromicina, io starei molto attento perché lo studio
che si sta avviando anche qui in Italia, e sul sito dell'FDA ce ne sono tantissimi avviati già in Cina, in altri paesi, in Brasile, in Argentina. Ora, questi studi si basano su un unico studio dove sono stati arruolati una ventina di pazienti, di cui 16-18 trattati con idrossiclorochina e 6 trattati con l'associazione idrossiclorochina e azitromicina. I risultati di quello studio indicano che l'associazione dei due farmaci alla fine risulta in una negativizzazione, diciamo, dei soggetti trattati dal punto di vista del virus, e questo, se fosse vero, sarebbe una cosa estremamente importante. A me come ricercatore interessa tantissimo, perché con l'azitromicina, insieme con i miei collaboratori, abbiamo lavorato molto e stiamo ancora lavorando sull'azitromicina, che è un farmaco che ha delle azioni straordinarie. E io sono pure contento del fatto che il professor Carlo Torti è alla guida di questo studio, che probabilmente si sta avviando, è già avviato qui all'Università di Catanzaro, al Policlinico di Catanzaro, perché sicuramente è uno studio che sarà registrato, validato, eccetera. Quindi avremo dei risultati probabilmente originali anche noi qui in Calabria, attraverso gli studi che saranno fatti sui nostri purtroppo capitati. Quindi saranno indicazioni importantissime quelle che verranno. Però allo stato attuale non abbiamo nemmeno, diciamo, un'indicazione di massima di come questi farmaci possono agire, perché noi ci riferiamo a un effetto antinfiammatorio a carattere così generale, non abbiamo meccanismi già validati. Ecco, la ricerca adesso è sotto pressione. Se va sul sito dell'FDA troverà almeno 170 trial, 150 trial su SARS-2 infezione, e farmaci addirittura ne abbiamo 112. Quindi abbiamo una quantità, una pressione notevole, e questo dal mio punto di vista, dalla mia prospettiva, è estremamente interessante, perché finalmente si è capito che ogni atto medico, qualunque atto medico, deve essere inserito in una prospettiva di ricerca. Ed io vorrei che molto presto anche i medici di medicina generale entrassero in sperimentazione nella loro attività quotidiana, perché è solo così che noi possiamo imparare ad utilizzare meglio i medicinali, e non solo i medicinali, ma anche i dispositivi medici. Professore, tutto ciò che riguarda ciò che noi utilizziamo per la salute, per la qualità della vita, deve essere misurato. Così finisce finalmente questa annosa storia, no, di chi sotto l'emotività viene preso dall'indicazione di un qualche cosa. Ultimamente sono uscite fuori vitamine, sono uscite fuori integratori, sono uscite fuori un sacco di cose. Ecco, ancora questa attività non è stata ben controllata. Perché? Perché la medicina non utilizza, la medicina ufficiale non utilizza tutti i suoi operatori per inserirli nei meccanismi di ricerca. E secondo me i medici di base, soprattutto, sono coloro che osservano gli effetti dei farmaci. Quindi tutti i farmaci dovrebbero essere sperimentati. Io la faccio breve, tanto per farvi un esempio. Oggi è molto facile pensare, per esempio, che i cortisonici, i famosi farmaci antinfiammatori per eccellenza, potrebbero essere utilizzati in questo. E c'è qualche studio. In effetti sono controindicati in questa patologia. Quindi l'idea così che il medico possa prescrivere senza un'indicazione dalla ricerca è un'idea sbagliata. Quindi ben venga tutto quello che sta succedendo in termini di pressione di ricerca, perché questo metterà ordine e darà informazioni utili. In questo caso, purtroppo, in una pandemia, diciamo che è una condizione particolarmente difficile. Professore, da quando ho capito sostanzialmente, l'unica cosa che si può fare per combattere bene e sperare nel successo della guarigione è agire con tempismo. Cioè questo significa che bisogna scoprirla subito la malattia e magari propinare quel cocktail di farmaci di cui si parla, di cui ho letto in questi ultimi giorni. È l'unica possibilità che abbiamo al momento. Questa nozione emerge dallo studio francese sull'idrossiclorochina e l'azitromicina. Verosimilmente
bisogna agire quando ancora la carica probabilmente virale, cioè il virus non ha avuto il tempo di replicarsi in maniera significativa, quindi questo potrebbe essere fatto, però diciamo che ad ogni azione di un farmaco bisogna associare un meccanismo. Se il meccanismo funziona con pochi virus, deve poter funzionare anche con molti virus. Quindi l'idea che possa funzionare in uno stadio e in un altro è sicuramente legittima, ma questa va verificata. Io penso che allo stato attuale bisogna stare molto attenti a cosa si misura, perché non sempre abbiamo strumenti chiari di misurazione di ciò che si chiama l'outcome clinico. Ecco, quindi noi ovviamente in questa fase speriamo che un paziente possa essere stubato e quindi tornare a una ventilazione normale e questo per noi è già una misura importante, però noi vogliamo delle altre informazioni, questo è ovviamente frutto della ricerca e quindi la sperimentazione clinica. Arcangelo. Professore, sulla tempistica di somministrazione del farmaco, lei si mostra ottimista riguardo ai risultati, mi sembra di capire, no? Ottenuti con il farmaco della Roche. Ha accennato ad un altro farmaco, mi ha molto incuriosito, che ritiene possa dare addirittura risultati più stabili, cioè su più lungo termine. Ha parlato di un anticorpo umano. Bene, in questo caso, quando andrebbe somministrato? Abbiamo visto cosa fare con il farmaco antimalari, l'azitromicina. Quando andrebbe invece somministrato questo farmaco che lei ritiene addirittura già più avanzato rispetto ai risultati ottenuti col farmaco della Roche, cioè quando è un farmaco in grado di bloccare l'infezione ai polmoni, cioè quando il paziente è già in ospedale può essere dato questo farmaco o lo si può dare prima? Ecco, questo volevo che lo chiedesse a me che sono un ignorante, ma anche ai nostri telespettatori. Esatto, per chiarire quello che ho detto prima e mandare un messaggio sicuro, certo, e quello che ho detto prima è questo: il tocilizumab è un farmaco ingegnerizzato ed umanizzato, nel senso che non è interamente umana la sequenza di cui è fatto l'anticorpo. Il nuovo anticorpo utilizzato per il coronavirus, il sarilumab, è un anticorpo interamente umano. Bene, noi da 10 anni a questa parte osserviamo che l'industria biotech produce solo anticorpi umani e questo lo fa perché gli anticorpi umani hanno una più prolungata attività in virtù del fatto che sono meno immunogeni, cioè meno capaci di indurre anticorpi contro se stessi. E quindi questo farmaco, ammesso che la sperimentazione con tocilizumab e sarilumab andrà a buon fine, bene, il secondo farmaco sarà quello utilizzato perché garantirà più lunga durata d'azione, proprio in virtù del fatto che indurrà meno la sintesi di anticorpi, perché non bisogna dimenticare che quello che stiamo somministrando sono proteine dall'esterno del nostro organismo e per quanto siano simili o identici alle condizioni umane, l'immunità, il nostro sistema immune si accorge della loro presenza e genera anticorpi neutralizzanti e quindi nel tempo questi farmaci perdono l'azione. Ovviamente qui stiamo parlando di una patologia che inizia e si consuma nel giro di 20 giorni, quindi il problema è meno importante, però sicuramente avere dispositivi ancora più sicuri è certamente meglio. Questo per quanto riguarda quello che abbiamo detto prima. Per quanto riguarda il tempo di somministrazione, bene, quando si dice i primi sintomi, anche la febbre, praticamente è la dimostrazione di attivazione del sistema immune. Quindi ai primi sintomi significa che già il virus ha attivato il sistema immune e il nostro sistema immune sta rispondendo con la produzione di mediatori dell'infiammazione, della febbre, per esempio. Quindi i farmaci che noi utilizziamo, se hanno uno scopo infiammatorio, è ovvio che devono essere utilizzati ai primi sintomi. Professore. Quindi questo è un fatto importante, ma un altro fatto importante è che
in questa patologia i danni procurati al polmone sono in parte legati all'azione citopatica del virus, ma in parte sono legati all'azione, diciamo, tossica per il tessuto polmonare da parte del sistema immune, perché il sistema immune risponde ad un'aggressione attraverso meccanismi che tendono ad allontanare il virus, ma così facendo procurano dei danni al tessuto. E lo stesso sistema immune, dopo aver orchestrato questa prima risposta, inizia i meccanismi di riparazione tessutale, e questa riparazione tessutale porta a processi che non sempre rigenerano l'organo nelle sue condizioni funzionali anti-infezione, e quindi il paziente avrà dei danni respiratori legati proprio ai meccanismi di riparazione. Questo è un fatto purtroppo che capita molto spesso nella medicina umana. I tentativi di riparare le lesioni risultano essere più gravi delle lesioni stesse. Professore, proprio in chiusura una battuta: è fiducioso sulla possibilità che la scienza medica e quanti i ricercatori stanno lavorando possano in breve tempo aggiungere alla produzione di un farmaco, non dico il vaccino perché il vaccino ci vorrà ancora più tempo, per come dire, debellare questa, anzi, per superare questo momento di grave emergenza? Direttore, io capisco la domanda, ed è una, sì, è una domanda che tende a portare, diciamo, nella discussione la prospettiva dei singoli pazienti che oggi si trovano nella condizione più grave. Ed io questo lo capisco, ed è giusto che, secondo me, già si stanno facendo gli sforzi possibili alle condizioni date per dare il meglio della possibilità terapeutica attuale, e anche con queste prove, benché parziali, si sta facendo uno sforzo enorme per evitare di costruire cose che siano dannose per il paziente. Quindi sicuramente la risposta noi l'avremo. Ho già detto nelle sue interviste che ci sono dei farmaci estremamente interessanti, e soprattutto farmaci che erano già in sperimentazione prima della nostra situazione italiana, e abbiamo già qualche dato. Quindi io sono sicuro che queste informazioni saranno acquisite nei prossimi mesi, e mi auguro che per fine aprile avremo la certezza di somministrare alcuni di questi farmaci, diciamo, costruiti allo scopo. Mentre mi interessa di più, direttore, questo me lo deve consentire, dissentire il fatto che noi non avremo il virus e non avremo il vaccino, o perlomeno lo avremo con molto ritardo. Io penso che il campo di passo della ricerca in questi ambiti delle biotecnologie e della ingegneria molecolare e della genetica molecolare hanno consentito ai cinesi di sviluppare immediatamente la conoscenza sulle caratteristiche genetico-molecolari del virus e delle sue componenti. Io so che ci sono diversi laboratori nel mondo che stanno lavorando al vaccino, ma ci sono alcuni che stanno lavorando su innovativi vaccini che utilizzano direttamente l'RNA invece di partire dal DNA per poter poi sviluppare l'antigene dell'individuo e quindi determinare la risposta anticorpale. Se questo vaccino andrà a buon fine, noi lo avremo in 4 mesi, c'è già un clinical trial avviato, e penso che per luglio già avremo i primi risultati, e questo è un vaccino straordinario che funzionerà, sarà immediatamente disponibile perché prodotto con ingegneria genetica estremamente sofisticata. Quindi non è così. Io penso che noi stiamo, diciamo, per il lato pessimistico della situazione, che ovviamente è visibile a tutti, però questa lezione della pandemia va anche letta in termini di potenza di generare ricerca da parte del nostro sistema, delle università, delle industrie, delle aziende biotech e così via. Quindi secondo me è una bella lezione, la forza della ricerca sta dando ovviamente nell'interesse di tutti, sia la prospettiva del sì che la prospettiva
diciamo, della popolazione mondiale. In questo momento negli Stati Uniti sono oltre 120.000 i contagi, quindi immaginate la situazione, un farmaco è difficile che possa essere cura di tutte le condizioni che si devono trattare. Un vaccino è sicuro che invece dà la risposta più adeguata. Grazie professore per essere stato con noi, grazie, ci ha spiegato molte cose. Arcangelo, bisognerà attendere, insomma, alcuni farmaci ci sono, possono essere utilizzati e si possono raggiungere risultati importanti, no? Mi pare di aver capito. È confortante quello che dice il professore Bagetta, che è uno scienziato e quindi ci ha dato una chiave di lettura precisa, ma ci ha dato ulteriore ottimismo, ci ha detto che non solo il farmaco della Roche è efficace e lo rimarrà per un certo periodo sull'infiammazione provocata ai polmoni dal coronavirus, ma che ce n'è un altro, il Sarimad, che è già sperimentato e che si basa sull'utilizzo di un anticorpo umano che darà risultati stabili. Cioè noi abbiamo quindi, sembra di capire da quello che ci ha detto questo farmacologo, che c'è un medicinale in grado oggi di fermare in maniera decisiva l'infiammazione, che va ancora oltre, quindi il farmaco della Roche. Allora questo ci conforta, perché qui i dati tanatologici, cioè le cause di morte dei pazienti, sono legate proprio purtroppo alla incapacità dei polmoni, alla necrosi dei polmoni, diciamo, all'incapacità dei polmoni di riuscire a svolgere il loro lavoro. Se si riesce a bloccare l'infiammazione siamo davvero avanti. A proposito, l'infiammazione, vi aggiorno con i dati che mi arrivano qui a Gazzetta, insomma abbiamo notizia adesso di un secondo infermiere, questa volta di Paola, che è positivo al coronavirus. A questo punto avremo 3 paramedici in Calabria, uno a Reggio Calabria, uno a Cetraro ed uno a Paola positivi al coronavirus. Ciò significa che dovranno essere sottoposti ovviamente a tampone tutti quelli che hanno lavorato anche con quest'ultimo infermiere. Abbiamo, come sapete, già per certo 3 medici, sono un medico di base di Rosarno, un medico di base di Corigliano Rossano ed un medico ospedaliero di Cetraro, un gastroenterologo. Quindi vedete, questo è un virus purtroppo che colpisce tutti e soprattutto quelli più esposti, perché medici e infermieri sono i più esposti. Quando si parla, no, di questo sacrificio che ognuno fa nel fare il proprio lavoro, beh, insomma è nulla rispetto a quello che fanno i medici e i paramedici che stanno a contatto appunto con i malati. Arcangelo, adesso prima della pubblicità vediamo questo video. Abbiamo parlato nel corso del telegiornale di questa raccolta fondi fatta da 11 ragazzi di Cosenza che hanno consegnato all'ospedale civile dell'Annunziata della città Bruzia 189.000 euro, qualcosa del genere. Sentiamola. Sono Martina Vetri e faccio parte dei 13 ragazzi che nei giorni scorsi ha avviato la campagna Cosenza Anti-Covid. Volevo comunicare ufficialmente la chiusura della campagna, infatti proprio questa mattina la somma raccolta, pari a 123.889,13 euro, è stata accreditata regolarmente nelle casse dell'ospedale, dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Inoltre nei prossimi giorni comunicheremo il dettaglio di come queste somme sono state investite dall'amministrazione dell'ospedale, questo a garanzia di tutta la trasparenza dell'operazione. Volevamo ringraziare quindi ciascuno di voi che ha contribuito attivamente e non alla raccolta, ma soprattutto ringraziare i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari che ogni giorno combattono questa guerra in prima linea contro il Covid. Siamo chiamati però a un ultimo sforzo affinché anche la raccolta non risulti vana. Dobbiamo sforzarci di rimanere a casa, di evitare il contagio il più possibile, nella speranza di poter uscire illesi da questa situazione il prima possibile. Grazie a tutti. Complimenti a questi ragazzi. Senti Arcangelo, c'è una novità che leggo subito. Con un decreto firmato questa mattina, la Presidente Iole Santelli istituisce le unità speciali di continuità assistenziale, vere e proprie task force che provvederanno alla gestione domiciliare dei contagiati da coronavirus che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero. Possono far parte delle unità, si legge nel decreto, medici di base, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e in via residuale, i laureati in medicina. Attive 7 giorni su 7, dalle 8
alle 20, assicurando il rapporto di una task force ogni 50.000 abitanti. Le unità speciali si attiveranno sulla base di provvedimenti adottati dall'ASP in relazione all'evolversi dei bisogni assistenziali. Io dico finalmente, Arcangelo. Ma io mi sento, guarda, al di là davvero delle indicazioni politiche, gli orientamenti di ciascuno, qui si tratta di combattere questa durissima guerra. Io credo che Iole Santelli stia facendo delle cose giustissime, cioè questa ulteriore iniziativa è una cosa importantissima perché i pazienti che rimangono a casa sono poi aiutati solo dal medico di base loro, il quale ha a che fare naturalmente con altre migliaia di persone. Invece così avranno un'assistenza più diretta che li aiuterà a sopportare la pena di rimanere isolati in casa, ma soprattutto l'ansia di avere la malattia addosso e quindi il terrore in ogni attimo. Qualcuno deve visitarle queste persone, scusa, qualcuno deve dare assistenza sanitaria, mica possono essere abbandonate e lasciate lì negli appartamenti dove vivono insieme ai familiari, qualcuno deve badare a loro. Mi pare che questo vada nella direzione giusta, questa finalmente salutiamo questa iniziativa molto favorevole, in maniera molto favorevole, perché va nella giusta direzione. Bisogna sapere, sorvegliare, controllare, cercare di capire, fermare il virus prima che possa ampliarsi la base del contagio. La prima iniziativa, quella della chiusura dei comuni, la seconda questa di queste unità, queste task force con medici, infermieri pronti ad intervenire e a seguire il paziente in casa. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in diretta, abbiamo parlato di solidarietà. Arcangelo, presentiamo anche uno spot promozionale molto bello che ha fatto l'attore Peppino Mazzotta. Lo mandiamo in onda? Allora, raccolgo l'invito che mi è arrivato dalla mia amata Calabria per fare un appello legato all'hashtag Io non aspetto. Bisogna raccogliere dei fondi per gli ospedali di Polistena, di Gioia Tauro e di Locri, che ne hanno assolutamente bisogno. Per farlo basta chiamare l'associazione di volontari Presenza al numero 096 2674 100, 096 2674 100, ma poi trovate anche tutte quante le indicazioni su questa associazione sul web, e lì vi diranno cosa fare, vi daranno un IBAN, un conto corrente su cui fare una donazione. E chiaramente basta un piccolo gesto per dare una mano a questi presidi ospedalieri e fare in modo che abbiano più strutture, più mezzi e quindi più possibilità di salvarci e di curarci. Quindi io non aspetto, mi raccomando. Ciao. Arcangelo, ci sei ancora? Sì. Sì, come no, è come dire, un'iniziativa molto importante fatta da più persone, dal volontariato Presenza, che è un volontariato di Palmi che è guidato da un sacerdote bravissimo che si chiama Don Silvio Mesiti, e hanno già raccolto tantissimi soldi per aiutare questi ospedali. Sono gli ospedali di prossimità, definiamoli di frontiera, l'ospedale di Polistena, diciamo che raccoglie un po' tutta la piana di Gioia Tauro, l'ospedale di Gioia Tauro che rimane insomma un presidio con pochi mezzi e quindi ha bisogno in questo momento di essere aiutato, l'ospedale di Merito Portosalvo, l'ospedale di Locri, c'è altri 2 ospedali che operano in condizioni difficilissime. Peppino Mazzotta, che è insomma amico della Calabria perché la sua terra, ci ha naturalmente dato una mano, ha dato una mano a questa gente di Palmi, di quella zona della piana di Gioia Tauro, per favorire la raccolta di questi fondi, che è andata benissimo. Adesso il sacerdote Don Silvio Mesiti, che non finiremo mai di ringraziare, che si sta occupando della gestione di questi fondi, poneva un problema: che faccio? Diamo tutto all'ASL, compriamo i materiali e li diamo agli ospedali? Beh, insomma, io se dovessi dire la mia, con grande sincerità direi: comprate quello che serve e consegnatelo ai reparti, cioè vedete di quello di quando non ci sono dubbi. Senti Arcangelo, apriamo una parentesi legata
all'economia, che non è una cosa di poco conto. La Calabria già viveva una fase difficilissima, drammatica dal punto di vista economico e adesso lo è ancora di più. Noi dovremmo essere collegati, la regia mi dà l'ok, con il segretario regionale della UIL Santo Biondo, che ringrazio, ti vedo in bassa frequenza, e con lui facciamo una breve, un flash, perché è un argomento che merita davvero più di una puntata, assolutamente, interamente dedicata, legata proprio alla situazione economica. La Calabria è una polveriera da questo punto di vista. Le famiglie non sanno più davvero come battere la testa, non ci sono soldi. Ecco, quelli messi a disposizione dal governo sono pochi, ma possono in qualche modo, come dire, rappresentare un primo inizio che può essere salutato in maniera, come dire, con un pizzico di ottimismo in Calabria o no? Lo chiedo al sindacato. Innanzitutto buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio ai telespettatori. Sì, partiamo anche da un dato: la Calabria è una situazione di crisi prima dell'emergenza, quindi non si è mai ripresa dalla crisi del 2008. È subentrata questa emergenza sanitaria che inevitabilmente produce degli effetti drammatici per il Paese, e non solo per il Paese, in modo particolare per quelle regioni che nel Paese in questi anni hanno scontato ritardi in termini di welfare, in termini di attività produttive ed economiche, in termini di servizio sanitario regionale. Il governo ha messo in campo un primo intervento, che è il famoso Cura Italia, finalizzato a dare un sostegno, un'integrazione al reddito al mondo del lavoro, al mondo produttivo del settore privato. Alla Calabria sono toccati 39 milioni di euro. E noi la settimana scorsa, il 24, abbiamo chiuso dopo 3 giorni di lavoro l'accordo quadro regionale sulla GIG in deroga. Alla Calabria sono stati assegnati 39 milioni. È un primo intervento, in questa settimana ce ne sarà un ulteriore intervento. Il problema di fondo è il tempo che intercorre dal momento in cui il governo mette in campo dei provvedimenti e il tempo che passa affinché questi si tramutano in risorse economiche nelle tasche dei lavoratori, ma non solo dei lavoratori. Bisogna ridurre questi tempi, bisogna accorciare questi tempi, perché si rischia che si arrivi in ritardo nel momento in cui invece c'è il bisogno attuale e adesso. La Regione Calabria in queste ore deve mettere in campo la modulistica perché le aziende possano ricorrere allo strumento, e questo è un primo aspetto. Si sta discutendo sul piano nazionale di ricorrere al sistema bancario, come tra le altre cose si fece nel 2008, per dare subito i soldi ai lavoratori. Ma c'è un tema che è molto particolare e delicato, soprattutto in una regione come la nostra: come si coprono quelle persone che hanno finito la NASPI e non hanno più un altro sostegno al reddito, come si coprono i circa 5.000 tirocinanti in deroga, ex percettori di ammortizzatori in deroga, come si copre tutta l'area del precariato, ma come si copre anche quei lavoratori che non per colpa loro in questi anni, soprattutto nel Mezzogiorno in Calabria, sono stati costretti a ricorrere al lavoro nero. Certamente l'intervento del governo dei giorni scorsi, questi 400 milioni sono poca cosa rispetto a quello che è la necessità. Bisogna che ci siano degli ulteriori interventi, bisogna che ci sia un coinvolgimento dell'intermediazione sociale, ma è chiaro che le regioni devono anche fare la loro parte. Non è tempo di polemiche, lo stiamo dicendo da diverso tempo. C'è stato un consiglio regionale che avrebbe potuto mettere a discussione, ad esempio, come si può andare incontro nel frattempo che il governo mette in campo delle misure per dare incontro a questa fascia di popolazione che non ha avuto reddito e oggi non viene identificata neanche dalle banche dati, non hanno avuto un lavoro e quindi non c'è la possibilità di intercettarli. Il reddito di cittadinanza non copre purtroppo tutti. Chiediamo alla politica regionale, al Consiglio regionale, di convocare un consiglio e di rimodulare quella spesa comunitaria di cui abbiamo più volte detto, la programmazione 2014. Si fermi un attimo. Sono circa 300 milioni del Fondo Sociale Europeo e l'Europa consente la rimodulazione, che possono essere un primo intervento, ma è chiaro che il governo
deve fare molto di più e sono convinto che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi anni ci sarà molto bisogno della mano pubblica per dare un sostegno all'economia, per rivedere le politiche sanitarie e per rivedere anche le politiche di welfare di questo Paese. Arcangelo, vai. Arcangelo. Sì, no, sono d'accordo, sentivo male, per dire la verità, Biondo. Insomma, adesso intanto c'è un problema, al di là di quello che dicono i sindacati, insomma, che qui dobbiamo parlare della gente che non ha soldi e che ha chiuso le proprie attività ormai da 2 settimane, ci sono difficoltà enormi, eccetera. Andiamo al sodo. Il sodo è questo: se sono stati dati questi soldi ai comuni, adesso bisogna stabilire dei criteri uniformi per l'accesso al bonus, cioè chi può accedere a questo bonus, come viene dato questo bonus, quali sono e con quali criteri vengono selezionati per esempio gli esercizi commerciali che consentono ai destinatari e beneficiari di questo bonus di poter come dire, usufruirne. Cioè ci sono problemi adesso tecnici che dovranno essere risolti, perché non è che ogni sindaco può fare quello che vuole, cioè bisogna dare delle direttive. Quindi secondo me è apprezzabile l'iniziativa del governo, è ancora troppo poco rispetto al dramma che si sta vivendo in migliaia e migliaia di famiglie, non nei poveri di ieri, che poveri erano e poveri sono rimasti, ma nei poveri di oggi, cioè quelli che avevano un'attività che in questo momento non sta funzionando più e che chissà quando riprenderà a funzionare. Allora speriamo che anche in questo come dire, si possa trovare una sorta di forma organizzativa migliore, cioè che si riesca a dare degli input e delle indicazioni. Lo stesso discorso vale, lo ripeto perché è un altro tema scottante questo, di cui non dobbiamo dimenticarci, c'è il problema della dotazione, come dire, delle mascherine, cioè di tutte quelle cose che servono come protezione individuale non solo ai medici, ai poliziotti, ai vigili del fuoco, ai carabinieri, ai finanzieri, ma anche alla gente comune. C'è un problema serissimo perché queste mascherine vengono messe in vendita a prezzi come dire, insopportabili per le tasche di persone che in questo momento non stanno lavorando. Quindi anche in questa direzione andrebbe, secondo me, previsto un intervento dello Stato che consenta alla vecchina che ha una pensione sociale di poter avere una mascherina per poter, quando può, uscire una volta a settimana, se ce la fa, a fare la spesa, che consenta al padre di famiglia, una famiglia normale, ma che in questo momento non ha introito reddito, di avere una mascherina per poter una volta a settimana andare a fare la spesa o usufruire appunto di questi bonus, perché qui c'è il problema di una esplosione sociale che sta per arrivare, perché tra una settimana le condizioni economiche di tutti quelli che hanno chiuso i loro non esercizi reggono più, non regge più nessuno, non regge più nessuno, un po' così non possiamo reggere nessuno. Beh, il sindacato da questo punto di vista che cosa può fare? Non lo so, può garantire che i soldi vengano distribuiti equamente a chi ne ha veramente bisogno e non magari lasciato nella discrezionalità di chi poi a chi la legge ha attribuito il compito di poterlo fare? Questa è una domanda per Biondo, non sì, so. È chiaro, per Biondo. Noi non possiamo fare nulla. Noi innanzitutto ci siamo adoperati sin dalle prime ore in cui è esplosa l'emergenza sanitaria con il sistema economico, sottoscrivere l'accordo con il governo, il cosiddetto Cura Italia, per far rientrare attività produttive che necessitavano di un intervento e conseguentemente a questo i lavoratori interessati. Adesso stiamo spingendo, domani ci sarà un incontro col ministro Patuanelli, ma con lo stesso Presidente del Consiglio Conte, perché si vada, come dire, sia incontro al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non è da sottovalutare, e di questi giorni, di queste ore, la diffusione del contagio all'interno delle RSA, ma sono luoghi di lavoro all'interno del paese e anche all'interno della nostra regione che non possono tramutarsi da luoghi di lavoro a luoghi di contagio. Laddove i dispositivi di protezione individuale non vengono distribuiti dalle aziende anche per quelle attività che sono ritenute essenziali, le prefetture devono intervenire perché quelle attività si sospengono e si possa anche in questo modo dare i dispositivi di protezione individuale a quelle attività sanitarie, le forze di polizia, la catena della grande distribuzione, che in questa fase sono purtroppo costretti a dover far fronte e si trovano in trincea nel contrasto al virus. Poi è chiaro, stiamo spingendo sulla questione di un reddito di ultima istanza, di un reddito di emergenza, così come viene
definito, e il governo su questo deve fare molto di più, e stiamo spingendo perché si faccia molto di più per andare incontro alla fascia del precariato, ai tirocinanti che hanno visto sospeso il tirocinio, a coloro che hanno finito la NASPI e non avendo lavoro non hanno neanche la cassa integrazione. Ma a questo intervento torno a ribadire che ognuno deve fare la propria parte. Il livello centrale dovrà non solo adesso ma anche in futuro garantire un intervento della mano pubblica sull'economia e sul welfare di questo Paese, ma le regioni non possono continuare solamente a guardare a chi cosa deve fare l'altro. Bisogna che ognuno cominci a pensare cosa può fare da sé. C'è stato un consiglio regionale che non ha discusso del tema del sociale, non ha discusso di come andare incontro a quello di cui si parla, cioè di quelle persone che sono purtroppo, diciamo, nel sommerso, che purtroppo non emergono in quella che è la condizione della nostra regione, e alle quali si può andare incontro. Si può fare, noi riteniamo di sì, c'è la possibilità di riprogrammare il fondo sociale europeo, 300 milioni che non sono stati spesi dalla precedente legislatura, ed è il momento di metterle nelle tasche dei lavoratori. Bisogna far presto. Si possono fare dei buoni per i medicinali per cui possono servire alle persone. Bisogna che si metta in campo la discussione, bisogna che si metta in campo, diciamo, il metodo e il modo per far arrivare questi interventi alle persone che ne hanno di bisogno. C'è un tema che è quello della burocrazia. Purtroppo questa emergenza sanitaria sta facendo vedere quelle che sono in maniera più spiccata quelle che sono state le non riforme fatte all'interno di questo Paese. Lo stiamo dicendo sia sulla questione della cassa integrazione, ma non solo sulla questione della cassa integrazione. La burocrazia non può ritardare i termini entro il quale le persone si trovano i soldi in tasca. Non si possono confinare le persone all'interno delle proprie abitazioni per evitare la trasmissione del contagio, e questo è giusto che venga fatto, e allo stesso tempo le si lascia morire di fame. Su questo stiamo spingendo. Sul piano nazionale il confronto con il governo è costante. Vorremmo che lo stesso confronto ci fosse tra i livelli regionali e la Regione Calabria. Grazie Biondo, buon lavoro, grazie per il suo contributo. Arcangelo, ti dico che si moltiplicano da nord a sud i casi di residenze per anziani travolte dall'emergenza e investite dal contagio del Covid-19. Le persone anziane minacciate che vivono la loro vita all'interno di queste strutture sono 300.000 e le RSA in Italia sono 7.000. Beh, a questo punto mi sa che bisogna, come dire, agire, e forse anche quelle task force immaginate dalla Regione attraverso un decreto firmato dal Presidente della Regione vanno in questa direzione. Ti coinvolgo subito in questa cosa, ma abbiamo al telefono, ci ha telefonato Franco Corbelli. Franco Corbelli, pronto? Eccomi qua, Tilia. Allora. Volevo intanto, saluto Arcangelo e i telespettatori, dare anche un po' una parola di speranza, una parola di fiducia. Capisco perfettamente che è una tragedia immane, è una catastrofe per alcune dimensioni, è il dolore come dire, inenarrabile di quello che vediamo, di quelle scene strazianti, di quelle povere persone trasportate in quel modo con gli automezzi dell'esercito. Ecco, mettendo da parte questo e restando al lato e al dato calabrese, ecco, io mi permetto di dissentire, lo faccio con tutto il rispetto, l'amicizia, la stima che ho nei tuoi confronti e dell'altro caro amico Arcangelo, ma io sono contrario a questo bollettino di guerra quotidiano, ma mi riferisco alla protezione civile che viene dato continuamente per dare il numero di aumento dei contagiati. Ecco, in altri paesi, è bene che lo sappiano gli amici calabresi, non si fa così. In Giappone viene dato ogni 3 settimane, in altri paesi viene dato ogni mese. Ecco, perché dare questo bollettino, che non lo dico solo io, ma lo dice autorevolmente una virologa di fama, oramai possiamo dire internazionale, come la Gismonto, è un dato sporco scientificamente, non ha alcun valore, non fa altro che creare ulteriore allarme e panico nella popolazione. Ecco, un conto è dare i ricoverati e altra cosa è dire contagiati con un bollettino continuo di quell'appuntamento delle 18 che è terrificante, e questo è il primo aspetto. Poi dicevo una parola di speranza, ma certamente noi anche in Calabria stiamo piangendo i morti, però attenzione anche a questo,
Attenzione anche a questo, non diamo per scontato che tutti i morti che vengono detti quotidianamente sono morti per il coronavirus. Attenzione, perché il dato certo, dato non da Corbelli ma dall'Istituto Superiore della Sanità, è che solo il 2% ad oggi è provato che è morto per il coronavirus, il che significa, diamo qualche elemento ai calabresi in modo da tranquillizzarli, invitandoli a restare a casa, invitandoli al rispetto assoluto delle indicazioni, ma il 2% significa che, per fare un esempio, sui 10.000 morti soltanto 200 persone sono morte con certezza assoluta per il coronavirus, e questo è un dato importantissimo. Poi andiamo alla Calabria. Noi abbiamo ad oggi 100.000 casi, stasera purtroppo saranno superati, nuovi positivi complessivi, casi diciamo di contagiati. Bene, in Calabria siamo poco più di 600, ovvero siamo lo 0,6%, cioè meno, grazie a Dio, dell'1%, che significa che stiamo tenendo che la Calabria, nonostante i folli, irresponsabili rientri di tante persone, nonostante ciò i casi che ci sono purtroppo, la Calabria sta resistendo. E allora ecco, diamo anche questa parola di speranza e con senso di responsabilità. La protezione civile si limiti a dare i dati dei decessi, certo, ma di quelli certi per il coronavirus. Bisogna fare le cartelle cliniche, bisogna leggere di avere dati Franco, scientifici certi. Bisogna leggere le cartelle cliniche. Grazie comunque del tuo intervento, questo è il tuo punto di vista. Indubbiamente, a te ringrazio di avermelo fatto esprimere. Grazie. E la protezione civile evidentemente, se ha inteso fornire il bollettino quotidiano, è perché avranno valutato che in questo modo darlo in maniera trasparente tutto ciò che avviene. Arcangelo, poi per sapere se effettivamente uno muore con o per coronavirus bisogna leggere le cartelle cliniche, fare gli esami delle cartelle cliniche, ma poi onestamente sono vite che si perdono. Non sono interessato a sapere se con o per, so semplicemente che muoiono migliaia di persone, migliaia di nostri connazionali, e questo mi piange il cuore di questo. Arcangelo. Sì, ci sono purtroppo 8, 900, 1000 morti al giorno, quindi al di là della rispettabilissima opinione di Franco Corbelli, non è solo la sua questa posizione, sono tanti a dire queste cose. Io preferisco che invece vengano date le informazioni precise dalla protezione civile, cioè che la protezione civile ci dica ogni giorno quanti sono i positivi, quanti sono i guariti, quanti sono i deceduti, e questo ci consente di sapere da casa nostra, dove ci dicono di restare, per chi può farlo, perché chi deve lavorare deve uscire da casa, ecco, da casa nostra sappiamo quello che succede. Se non ce li dessero, diremmo che appunto il sistema nasconde i morti, che c'è il tentativo di condizionare l'informazione, eccetera. Quindi secondo me la cosa migliore che si possa fare, io sono un giornalista, quindi amo l'informazione, la cosa migliore che si possa fare è dire la verità sempre, cioè raccontare quello che sta succedendo. Quindi non mi sento di muovere critiche per la prima volta alla protezione civile, che mi sembra stia agendo come meglio può fare in queste condizioni. Non mi sembra si possano muovere critiche al Presidente del Consiglio, che ci mette la faccia, va lì e dice oggi ci sono stati tutti questi morti, eccetera. I Presidenti delle Regioni, penso a Zaia, a Fontana, a Iole Santelli, a De Luca, cioè tutti quelli che in qualche maniera in questo momento stanno gestendo una fase delicatissima. Sì. Fanno bene a dire, anche la regione fa benissimo a fare il bollettino e a dire quello che succede nella nostra regione ogni giorno. Trasparenza, bisogna dare informazioni corrette ai cittadini. Senti, voglio introdurre questo argomento e poi andiamo verso la chiusura. L'argomento che suggerisce il nostro collega Filippo Veltri, che parte dall'allarme lanciato dal procuratore Gratteri in riferimento a un aumento del fenomeno dell'usura. Sentiamo Filippo. Oggi voglio sottolineare un dato che mi è stato più volte in queste ore sollecitato da amici che hanno negozi, imprese commerciali e che riprendono un allarme che è stato lanciato per ultimo dal procuratore Gratteri. Attenzione, le mafie sono già al lavoro per intervenire in questa situazione di grave crisi, ovviamente sanitaria, ma di grave crisi anche economica, per quello che sta significando
questa prolungata chiusura di tutte le attività che dovrà andare avanti e che io ritengo giusto sia chiara, però sta provocando molto malessere, aziende, commercianti che non ce la fanno più e che rischiano di essere messi sotto schiaffo dagli usurai che sono ovviamente collegati all''ndrangheta e alle azioni criminali, che detengono ovviamente una possibilità di gestire il liquido che serve in questo momento alle aziende e ai commercianti che ahimè sono chiusi. Su questo si sta già intervenendo, sono state fatte delle cose, altre però bisognerà farne da parte di tutti, da parte del governo, della regione, delle singole associazioni, in modo che si possa intervenire concretamente su questo segmento. Arcangelo, che dici tu? Io credo che Nicola Gratteri conosca l''ndrangheta meglio di chiunque altro, ritengo che abbia ragione, nel senso che quelli che hanno i soldi oggi sono solo loro, perché come dimostrano le indagini ci sono casi di ritrovamento, per esempio sottoterra davanti alla villa di narcotrafficanti, di buste con 2,5 milioni, 3 milioni di euro in contanti, quindi i soli in grado di gestire denaro contante in una crisi di questo genere sono quelli che fanno i grandi affari, non ovviamente i piccoli mafiosi, ma quelli che insomma fanno i grandi affari con il narcotraffico. Quindi c'è il problema che domani, dopodomani, quando sarà, tutti questi imprenditori che non hanno denaro liquido, perché non basta dire non pagherete le tasse, questi non solo devono essere in condizioni di non pagare le tasse per riprendersi, ma devono però avere del denaro per poter investire, per rimettere in moto l'attività. E siccome non l'avranno, molto probabilmente, salvo che il governo non faccia ottime cose, come mi auguro che faccia, è molto probabile che ci si rivolga per i prestiti privati a chi i soldi ce li ha sottoterra, ce li ha nascosti ed ha tra l'altro interesse a reinvestirli per impossessarsi lentamente e magari anche gradualmente in modo legale di attività imprenditoriali andate in crisi a seguito del coronavirus. Io sono d'accordo con Nicola Gratteri, credo che abbia ragione, ha fatto bene a lanciare questo allarme, tra l'altro ripreso per prima dall'ADN Cronos, anche su Gazzetta del Sud ce ne siamo occupati. Tutti ci sono. Arcangelo, tu puoi fermarti con me altri 10 minuti? No, io vi lascio perché ho la Perfetto. riunione di redazione. Vi auguro naturalmente un buon proseguimento di trasmissione. Ci risentiamo naturalmente domani Bene, del TG. grazie. Noi adesso mandiamo pubblicità, poi vedo già collegato con me il professor Francesco Aiello, con lui parleremo di questa iniziativa del governo, dei fondi, dei comuni, delle possibilità di far arrivare nelle case dei calabresi i soldi stanziati dal governo. Sono pochissimi, lo ripeto, ma ci saranno altre iniziative nei prossimi giorni, però insomma speriamo che arrivino immediatamente. La pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in diretta, vi do una bella notizia, è che praticamente inizieranno a settembre i test sul vaccino. Intanto sono già, questi è della Johnson, questo della Johnson & Johnson che parte a settembre, mentre sono partiti oggi test su 5 vaccini italiani, quindi si cammina velocemente. Dovrei avere in collegamento il professor Francesco Aiello. Mi vede, professore? Mi vede? Buongiorno. Buongiorno. Senta, prima di addentrarci su quelle che sono le misure decise dal governo per venire incontro ai bisogni della gente, voglio far vedere ai nostri telespettatori questa telefonata con un nostro concittadino che vive a Bergamo. Sentite cosa ci dice, come vive questa situazione. È uno di quei lavoratori che ha deciso di rimanere a Bergamo per non creare problemi ai suoi cari e ai suoi concittadini e corregionali. Sentiamo. Sì, ma non sicuramente per due motivi. Uno, perché comunque scendere giù significa mettere a rischio di contagio i nostri cari.
Due, perché comunque il sistema sanitario, perché adesso messo anche allo stremo questo bergamasco, sicuramente se uno mai dovesse aver bisogno preferisco rimanere su, sicuramente. Per cui non si è neanche posto il problema di dover scendere giù a casa, sicuramente no. Come si vive in questi giorni terribili a Bergamo? Qui a Bergamo c'è un prima e un dopo. Il prima della richiesta dell'istituzione della zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, perché prima, ad esempio, quando si andava a lavorare era ancora tutto libero, eccetera. Te sentivi negli ultimi giorni, magari quando andavi a lavorare, andavi e tornavi, 7-8 autoambulanze in una giornata, solo nel tratto fra andare e tornare da lavoro. Quindi ti rendevi conto che c'era qualcosa che non andava. È un po' come se si vivesse all'epoca nel film Roma città aperta di Rossellini, perché c'è la capacità di dire ok, sono le sirene, scappiamo tutti nel rifugio, quindi ti accorgi che c'è qualcosa che non andava. Questo è il prima. Il dopo è veramente brutto, perché comunque sei a casa, ti rendi conto che c'è un'atmosfera irreale fuori, no? Come veramente essere all'interno del quadro di Munch, l'urlo, per cui ti rendi conto che c'hai attorno l'assordante silenzio, l'assordante rumore del silenzio. Alcune volte hai la sensazione di essere come se fosse un funerale, no? Ti senti che c'hai intorno lo stesso silenzio di commianto, no? che hai lì nel funerale, e sicuramente non è una bella situazione, per cui in questo momento vivi a casa chiuso, per andare a fare la spesa la fai online quando ci riesci, quando ti serve qualcosa, mascherine, guanti, ti metti lì in coda con tutti gli altri. Tu hai scritto che quando ti affacci dal balcone alcune volte è come se sentissi forte l'odore della morte, così. Sì, era un po' la sensazione che ti descrivevo prima, nel senso che comunque ti rendi conto come se prendessi parte a un funerale, no? È come vivere la tua normalità è stata sconvolta, come se tu stessi vivendo all'interno di un funerale. Ma tu hai paura? Allora, la paura c'è, ma non tanto di prendere il virus per se stessi, ma per il rischio di poterlo trasmettere alle persone care. E un po' riallacciandoci al discorso che facevamo prima, era il motivo principale per cui non ho pensato minimamente di poter scendere giù. Qui io e mia moglie, lei adesso è di là che sta lavorando, la mia azienda adesso è stata messa in ferie dopo l'ultimo decreto del ministro, del Presidente del Consiglio, e quindi siamo qui a casa. La paura c'è, perché fuori un po' è come una roulette russa qui a Bergamo, c'è una diffusione molto capillare del virus, per cui veramente non sai se l'altro giorno c'era nel palazzo di fronte, c'era stata per 2 volte un'autoambulanza passata la scorsa settimana, per cui probabilmente ci sarà qualcuno all'interno con le bombole e vengono a portare le bombole. Quindi comunque la paura c'è, sicuramente bisogna mantenere la razionalità, perché altrimenti non si va da nessuna parte, sicuramente quello. Grazie, in bocca al lupo anche a te. Buona giornata. Vi do una nota emessa adesso dal Ministero della Salute rivolta alle persone immunodepresse. Si consiglia, dice la nota del Ministero, di attivare quanto più possibile procedure smart working e di evitare assolutamente attività lavorative in ambienti affollati. In caso di situazioni per le quali è imprescindibile, necessario partecipare di persona a incontri di lavoro, mantenere una distanza di almeno 2 metri dai colleghi, invitandoli ad indossare una mascherina e a eseguire
le corrette norme igieniche prima del contatto, compresa la sanificazione degli ambienti. Adesso, professor Aiello, la vedo, possiamo cominciare a raccontare che cosa ha deciso il governo e se questo può avere ricadute, non dico chissà come positive, ma può una ventata di ottimismo può darla in Calabria. Beh, la prima misura di cui si sta discutendo in queste ore, in particolare quella legata ai finanziamenti che sono stati ai comuni per finanziare e coprire le esigenze alimentari dei meno abbienti. Tutti i comuni calabresi avranno un determinato ammontare di risorse da finalizzare proprio a chi in questi giorni soffre la solitudine dell'isolamento, del distanziamento sociale e la finanza deve essere utilizzata solo per meri scopi di soddisfacimento di bisogni di prima necessità. Sono risorse, se le guardiamo in aggregato, esigue probabilmente. Qualcuno ha fatto anche un po' di speculazione politica su questa misura, considerando una misura assolutamente di basso profilo, perché in termini pro capite è assolutamente molto bassa l'erogazione della misura, perché in Calabria si immagini che se dividiamo il finanziamento che riceve la Calabria per la popolazione che abbiamo intorno a 9 euro cada uno. Ma ovviamente questa è pura speculazione, perché l'artificio che bisogna fare, la responsabilità dei sindaci, degli uffici dei servizi sociali, dei comuni, è quello di identificare esattamente i più bisognosi, le persone estremamente bisogno in questi giorni per andare a comprare diciamo il pane, la pasta, ha bisogni di prima necessità. E se lo guardiamo in questa prospettiva, probabilmente una sua utilità, una sua ricaduta ovviamente ce l'avrà. Quale ricaduta? Quella di una sorta di giustizia sociale nei confronti di coloro che stanno sotto la soglia della povertà assoluta e che non godono di altri sussidi, benefici di natura locale, regionale o statale. Si tratta, se posso continuare, un'erogazione che in termini di finanziamento che riceveranno i comuni proporzionale per la diciamo, quota alla popolazione, quindi è ovvio che riceveranno di più i comuni di più grande dimensione. Il comune che riceverà di più è Reggio Calabria, che riceverà, penso che siano già stati e saranno accreditati di 1.360.000 euro. A Cosenza, per il dato di Cosenza, arriveranno 472.000 euro, a Pende 231.000 euro. E, diciamo, è tutto proporzionato rispetto ai residenti. È ovvio che ci sono comuni in cui questa somma sarà veramente molto esigua. Pensi che ho dato un attimo i dati, a Staiti, a Carcassano, l'erogazione che riceverà il comune sarà inferiore a 1.800 euro. 1.800 euro. Cosa ne faranno di questi soldi in questi paesini? Beh, a cura del sindaco, conosce bene il territorio, di andare a, come dire, soddisfare i bisogni effettivi dei meno ambienti. Perché la scelta di dare soldi all'ente di maggiore prossimità, cioè il comune? Perché evidentemente, che i paesi, Italia, paesi piccole municipalità, in un contesto di emergenza come quella che stiamo vivendo in questi giorni, la conoscenza dei territori è, come dire, strategica per identificare quelli che sono i beneficiari reali, quelli che devono effettivamente soddisfare il bisogno alimentare di questi. E quindi in questi comuni, anche se la somma sarà esigua, evidentemente c'è poca gente, il sindaco di Carpanzano, tanto per fare un esempio, avrà la responsabilità istituzionale
di utilizzare questi 1.800 euro per soddisfare le esigenze di 1, 2, 3, 4 famiglie che hanno impellenze di svaccare il lunario. Ma la media più o meno quanto sarebbe la media che va nelle tasche delle persone, delle famiglie? Non si può dire, direttore. No, non si può dire perché dipende dal reddito, dal reddito complessivo di tutto il comprensorio, insomma. No, dipende, i beneficiari sono un sottoinsieme molto, diciamo, ben identificato teoricamente, ma difficile da individuare, perché sono coloro che non hanno altri benefici. Quindi, per capire esattamente colui che ha bisogno, che avrà, questo, come dire, possiamo chiamare scheda alimentare, tessera alimentare, sarà colui che non ha alcun reddito di altra natura, e questo deve essere scritto in apposite liste comunali cui fa bisogni, diciamo, delle persone che sono particolarmente bisognose. Non abbiamo idea di quanti siano comune per comune in queste zone, non c'è un'anagrafe. Sappiamo per esempio quanti sono i percettori di reddito di cittadinanza, ma questi sono i beneficiari di questa misura. Quindi, al netto di tutti i sottoinsiemi di coloro che oggi hanno un reddito, otterremo residualmente questo sottoinsieme di persone che varierà da comune a comune, e che i sindaci, evidentemente, negli elenchi che hanno predisposti presso gli uffici dei servizi sociali del proprio municipio, sanno chi sono effettivamente le persone beneficiarie. Quindi la valutazione la dobbiamo fare, diciamo, a valle dell'attuazione della misura, e questa misura è repentina, nel senso che i soldi sono già disponibili, credo che possano essere già utilizzabili nei prossimi giorni. Allora quindi diciamo che la partita la devono giocare le amministrazioni comunali, tocca a loro decidere, scegliere, individuare le famiglie che hanno più bisogno. Insomma. Hanno una forte responsabilità, l'ho detto prima, istituzionale, canalizzare queste cose che in aggregato sembrano essere esigue, ma se le contestualizziamo ai fabbisogni di quella fascia di popolazione che ne ha effettivamente bisogno, può risolvere il problema di oggi, di domani, di una settimana, di 10 giorni, di 15 giorni, perché è una misura che ha le caratteristiche della straordinarietà. Ma speriamo che nei prossimi giorni vi sia un altro, come dire, vi sia la possibilità di aumentare questa misura. Ci vorranno da quello che leggiamo sulla stampa ci sono sicuramente misure che vanno in questa direzione, che saranno proposte nelle prossime settimane. E ovviamente c'è un piano di intervento nazionale, tante proposte che si fanno anche su scala comunitaria per come iniziare la ripresa economica, quanto aboliremo, diciamo, questo scenario di lockdown. Le ipotesi sono moltissime, questi giorni si sta parlando moltissimo della, come ho sentito pure prima, la preoccupazione del procuratore generale Gratteri sul fatto che molte aziende hanno crisi di liquidità e quindi possono correre a rischio di cadere nei panni dell'usura, della mafia. Questo è un problema serio, soprattutto nel mezzogiorno, e in questa direzione credo che possa, come dire, essere valutata in maniera, neutra ed efficace una proposta di un'associazione che si chiama Minima Morali, che faccio parte, che su base nazionale abbiamo fatto una proposta, lanciato una proposta che si chiama RIG, cioè garantire alle imprese che hanno grosse difficoltà di liquidità in questi giorni, questi mesi, di avere prestiti garantiti per i 3 mesi, a febbraio, marzo, aprile, con prestiti da avere in maniera automatica, senza alcun controllo presso gli istituti di credito, rimborsabile a partire dal 2022 con un piano di ammortamento di 10 anni.
La caratteristica della proposta è quella di essere immediata ed automatica, i controlli si faranno dopo, e il finanziamento è di fonte nazionale, fonte governativa, ci sono le finanze per fare una cosa del genere, e soprattutto di utilizzare la leva, diciamo, monetaria che sta mettendo in atto tramite il canale bancario la Banca Centrale Europea. Bene. Quindi esiste una proposta seria, spero che venga accolta dalle istituzioni finanziarie del Paese, perché darebbe un po' di ossigeno a tutto il sistema imprenditoriale. Grazie professor Aiello, io avrei preferito mandare i soldi a tutti i cittadini direttamente, evitando tutti questi passaggi burocratici, perché qui o moriamo di virus o moriamo di fame. Cioè non è che... Esattamente chi è povero oggi nel comune di Carpanzano che sfugge a qualsiasi anagrafe è impossibile. Lo sa soltanto colui che vive nel territorio, cioè o un riferimento istituzionale governativo o banalmente, che equivale a quel comune, il sindaco. Bene. È il responsabile degli uffici di servizi sociali, perché ripetiamo, lo so che i comuni hanno grosse difficoltà organizzative e gestionali, perché soffrono una serie di problemi di cui ovviamente abbiamo diffusamente parlato moltissimo anche tramite il vostro canale, però i comuni hanno, come dire, anche gli uffici di servizi sociali che hanno svolto un'attività di prossimità proprio per attenuare i problemi e i bisogni delle famiglie più bisognose. Ma io penso, comune di Carpanzano, 1.700 euro, magari saranno 1.000 abitanti, quando sono 1.500 abitanti, con 1.700 euro, che cosa ci fai? Praticamente nulla. Allora, insomma, direttore, ho capito, l'errore che non bisogna commettere, ripeto, l'errore che non bisogna commettere è quello di valutare questa misura. Non bisogna confrontarla con la popolazione totale, perché uscirebbe fuori che in Calabria riceviamo circa 8-9 euro, quindi anch'io riceverei 8 euro di questa media, anche lei. Quindi questo errore non bisogna commetterlo, perché bisogna pensare che i beneficiari di questa misura sono gli extramarginali, quelli nascosti, cioè gli invisibili. E se noi consideriamo questo sottinsieme, probabilmente a Carpanzano ce ne saranno, che ne so, dico un numero a caso, 5, 6, 10, ossia un numero che sarà, come dire, relativamente non molto ampio per consentire alle famiglie di soddisfare, attenzione, il bisogno per cui è stato emesso questo decreto, che è questi soldi, che sono fabbisogni alimentari. Bene. Grazie professore, grazie. Penso a quante famiglie hanno bisogno, leggo delle notizie incredibili, momenti più toccanti, dicono i volontari, quando consegniamo il cibo alle famiglie, le persone si commuovono, insomma non è facile. Lo ripeto ancora una volta, se non moriamo di virus moriamo di fame, quindi bisogna muoversi e fare tutto nel più breve tempo possibile. C'è questa possibilità, facciamo debito, come dicono gli esperti in economia, e allora facciamo in modo che le famiglie possano andare avanti. Poi affrontiamo tutta la parte legata a chi aveva attività commerciale, ha dovuto chiudere, che si trova in condizioni difficili, e poi ci vuole un piano per ripartire. Attualmente io non lo vedo, non riesco a individuarlo perché arrivano tanti messaggi contrastanti. Due messaggi che sono arrivati e che devo darle. Il primo riguarda due persone, marito e moglie, che hanno bisogno di mascherine munite di respiratore perché hanno difficoltà nel respirare. Magari se queste persone che hanno mandato il messaggio ci scrivono in privato, ci danno il loro indirizzo, noi li giriamo agli impiegati dell'ASP che dovrebbero lavorare in questa direzione. Poi un'altra domanda, ma questa la dobbiamo girare a un esperto, perché dice: noi che usiamo praticamente le medicine, no? Le medicine contro l'artrite reumatoide, adesso andiamo in farmacia e non troviamo più il farmaco, come dobbiamo fare? Questo dobbiamo chiederlo a chi in questo momento ha gli strumenti per poter dare una risposta.
Ci arrivano tantissimi messaggi, percettori di mobilità che sono ancora lì, che aspettano tutti, questa è una platea immensa, siamo tutti dentro lo stesso calderone in questa regione dove già vivevamo una condizione di estrema difficoltà economica. Pensate adesso, con tutte le attività chiuse, come possiamo, come dire, guardare al futuro. Però bisogna avere speranza, vediamo cosa deciderà il governo, se aumenterà la misura, i soldi messi in questa prima misura, e vedremo i comuni come agiranno. Certamente noi controlleremo, vigileremo, perché è giusto che questi soldi finiscano nelle tasche di chi non ha un euro per comprare il pane. È tutto, ci vediamo domani, arrivederci.